Buongiorno, le principali notizie. A Palermo smantellato il clan mafioso della Noce, 11 arresti, affari, droga e pizzo. Una commerciante che voleva aprire una pizzeria diceva a uno dei boss: siete gli unici a risolvere i problemi. A Catania, pediatri aggrediti al policlinico, arrestato un 19enne, il giovane è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Sequestrate a Palermo 2 sale da poker non autorizzate nei quartieri Calza e Malaspina, denunciati 7 organizzatori di tornei illegali e 63 giocatori. Noto ricorda Sara Campanella, la giovane uccisa dal collega di università, originario proprio del paese. Migliaia di ragazzi in strada per dire no alla violenza. A Messina, lo slargo di Viale Gazzi sarà dedicato alla vittima. A Palermo si fa sempre più aspro lo scontro sulla gestione dell'aeroporto. In sciopero simbolico fino alle 18 il personale della GESAP, la società che gestisce lo scalo, si va verso una revisione del gruppo dirigente. A Catania c'era una volta Piazza Europa, il degrado non risparmia, al salotto buono al posto del solarium spunta una discarica. Al Teatro Stabile di Catania, Vincenzo Pirrotta porta in scena Terra Matta, autobiografia di Vincenzo Rabito, contadino siciliano analfabeta che ha lasciato un'appassionata testimonianza della storia del Novecento. Calcio, trasferta complicata sabato per il Catania contro la Cavese. I rossazzurri puntano a difendere il quinto posto nella griglia dei play-off, squalificato Di Tacchio. Al suo posto dovrebbe giocare Quaini. Buongiorno e benvenuti. E dunque a Palermo smantellato il clan mafioso della Noce, 11 arresti, affari, droga e pizzo. Il nuovo boss è un insospettabile commerciante e una commerciante che voleva aprire una pizzeria nel quartiere, diceva uno dei boss arrestati. Siete gli unici a risolvere i problemi. Sentiamo Marco Gullà. Nel quartiere Noce di Palermo la mafia è radicata su ogni tessuto, sia commerciale che sociale, e l'operazione odierna della polizia con 11 arresti protocolla la vitalità di Cosa Nostra nel quartiere. Tra gli arrestati c'è anche Giuseppe Romagnolo, un insospettabile commerciante che avrebbe avuto un ruolo di spicco nell'organizzazione mafiosa. Era lui il capo di uno dei mandamenti storici della città, quello della Noce. I blitz del passato hanno provocato un riassetto organizzativo con lo scontro tra le nuove leve della criminalità organizzata e i vecchi boss scarcerati. Tra i più attivi sarebbero stati Carlo Castagna, Renzo Lonigro e proprio Giuseppe Romagnolo, che fino a poco tempo fa gestiva un negozio di scarpe. La mafia della Noce faceva soldi con droga, ma soprattutto pizzo. Gli operatori economici pagano in silenzio, alcuni si rivolgono ai boss per essere autorizzati all'apertura o per regolare la concorrenza. Sono i commercianti stessi che cercano la mafia per mettersi a posto. Uno spaccato desolante, quello emerso da questa ennesima operazione contro Cosa Nostra. Ma la mafia veniva contattata anche per questioni private. Siete gli unici che possono risolvere i problemi, diceva a un boss del quartiere una donna che voleva aprire una pizzeria. Era Romagnolo a dettare la linea sulla gestione della cassa e degli affari, il traffico di droga e soprattutto le estorsioni, che continuano ad essere uno strumento di controllo del territorio. Non importa se pagano €1, ma devono pagare. Era il messaggio dei fedelissimi del boss. C'è stato uno scontro frontale tra 2 auto sulla strada statale 113 settentrionale Sicula all'altezza di Capo d'Orlando. Nell'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, una persona è morta. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato. Sul posto sono presenti ancora le forze dell'ordine, le di soccorso e 3 ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le squadre dell'ANAS. A Catania adesso pediatri aggrediti al policlinico, arrestato un 19enne, il giovane è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Roberta Lunghi. C'è un arresto per l'aggressione a calci e pugni avvenuta il 3 gennaio nel reparto di pediatria del Policlinico di Catania nei confronti dei 2 pediatri Pierluigi Smilari e il collega Piero Pavone. A conclusione delle indagini, i carabinieri hanno arrestato Sebastiano Compagnini, 19 anni, accusato di lesioni personali aggravate contro operatori sanitari e di interruzione di pubblico servizio. Il motivo scatenante dell'aggressione al primo medico sarebbe stato un rifiuto ricevuto alla richiesta di informazioni
sullo stato di salute di una bambina ricoverata. Il collega era rimasto coinvolto perché è intervenuto in sua difesa. Alla identificazione del giovane si è arrivati grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle dichiarazioni delle vittime e di testimoni. Compagnini è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Sequestrate a Palermo 2 sale da poker non autorizzate nei quartieri Calza e Malaspina, denunciati 7 organizzatori di tornei illegali e 63 giocatori denunciati anche loro. Sentiamo Simona Mazzone. Beccati con le mani sulle carte da gioco, i finanzieri del comando provinciale di Palermo e i funzionari dell'agenzia Dogane e Monopoli hanno sequestrato 2 sale da poker non autorizzate nei quartieri Calza in Piazzetta Bianchi e Malaspina Palagonia in via Principe di Paternò, dove si stavano svolgendo tornei illegali di Texas Hold'em, variante del più noto poker. L'operazione è scattata dopo accurate indagini sui social che pubblicizzavano anche senza troppi misteri le serate. I profili Facebook individuati pubblicizzavano infatti in circuiti paralleli gare da tavolo attraverso associazioni sportive dilettantistiche. Le partite si svolgevano di sera con la partecipazione di numerosi giocatori e benché le associazioni nei propri statuti dichiarassero che i tornei avessero puro carattere ricreativo, nel corso dei controlli sono state identificate 70 persone e trovati soldi contanti appena scambiati dai giocatori per ottenere le fiche e partecipare alle giocate. Nei computer trovati nelle sale da gioco è stato accertato che le partite andavano avanti dallo scorso gennaio grazie a un circuito clandestino online dove sono stati trovati i nomi dei frequentatori delle sale, denunciati 7 organizzatori dei tornei e i 63 giocatori accusati di partecipazione a giochi d'azzardo, sequestrati gli immobili dove hanno sede le associazioni adibite a bische clandestine e oltre 3.500 euro. Ancora a Palermo 2 turisti pugliesi sono stati rapinati nel mercato della Vucciri, entrambi derubati dei cellulari. Uno di loro è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato anche in ospedale. A poco più di una settimana dall'assassinio noto ricorda Sara Campanella, la giovane uccisa dal collega di università originario proprio del paese. Migliaia di ragazzi in strada per dire no alla violenza. Intanto lo slargo di Viale Gazzi a Messina sarà dedicato proprio alla vittima, a Sara dunque. Francesco Aloi. Dove c'è l'amore non deve assolutamente esserci la violenza, perché non è giusta in nessun modo, non può essere più che altro giustificata. Oggi Noto ricorda Sara, una vostra coetanea. Sì, purtroppo siamo tutti scossi, tutta Noto è scossa da quello che è successo. I palloncini bianchi, i cartelloni, ma soprattutto loro, i ragazzi. Anche Noto ricorda Sara Campanella. Nella città di origine di Stefano Argentino, assassino reo confesso, in migliaia sono scesi in piazza per dire no alla violenza. Purtroppo questa ragazza è venuta a mancare per un mostro, quindi noi oggi siamo tutti qua riuniti per ricordarla. Quando passa il corteo tra le strade del centro non si muove una foglia. Il silenzio parla più di ogni altra parola, per una tragedia che non può avere spiegazioni. L'importante, nonostante l'amore, sia di andare avanti anche dopo un no e non di costringere l'altra persona ad amarti. Nel Palazzo di Città le bandiere sono a mezz'asta. Noto è Sara Campanella, ognuno di noi è Sara Campanella e Noto è qui in piazza con tutti i sindaci della provincia di Siracusa, con Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Romeo, per dire no alla violenza. Come ha detto il vescovo di Noto, è una giornata per ricordare Sara nella vita. I social dicono e raccontano della vita di questa ragazza, una ragazza semplice ma intensamente straordinaria. Credo che sia importante celebrare Sara e ricordarla così. E in Viale Gazzi a Messina, dove tutto è accaduto, oggi ci sono fiori, peluche, lettere e palloncini. Questo slargo, come conferma il sindaco Basile, sarà dedicato proprio a Sara. Si fa più aspro lo scontro sulla gestione dell'aeroporto di Palermo. In sciopero simbolico fino alle 18 di oggi il personale della GESAP, che è la società di gestione dello scalo. Dopo il nuovo attacco del presidente della regione Schifani, anche il sindaco La Galla pensa ad una revisione del gruppo dirigente. Manlio Viola.
Un'intera giornata di sciopero del personale GESAP, ovvero della società di gestione dell'aeroporto di Palermo, per protestare contro il clima di incertezza che si respira fra i corridoi aeroportuali. Dalle 10 fino alle 18 il personale è in presidio. Una nuova occasione per il presidente della regione Renato Schifani per attaccare la governance dell'aeroporto, al centro della polemica per i ritardi nel processo di privatizzazione, ma anche per le critiche aperte pronunciate dall'amministratore delegato Vito Riggio alla scelta regionale di tagliare le tasse comunali aeroportuali negli aeroporti minori, ovvero Trapani, Comiso e sulle isole. Riggio, incassato l'attacco di Schifani, ha rassegnato le proprie dimissioni per la terza volta. Le prime 2 volte era poi tornato al suo posto, stavolta non sembra intenzionato a farlo, anche se resterà in carica almeno fino all'approvazione del bilancio e dunque probabilmente fino a giugno. Un tempo, da qui a giugno, che si userà per costruire la prossima governance, dice adesso il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, principale azionista di GESAP attraverso Comune e Città Metropolitana. Valuteremo collegialmente nei prossimi giorni quali siano le opportune iniziative da assumere per assicurare la migliore funzionalità possibile dell'aeroporto Falcone Borsellino e garantire un'adeguata gestione anche tenendo conto delle istanze delle organizzazioni sindacali, sostiene il primo cittadino. Tutto questo mentre si deve preparare però la stagione estiva e mentre torna a esplodere il caro voli. Per tornare a Pasqua dal nord verso Palermo o Catania il biglietto può costare fra 4 e 500 euro. A Catania c'era una volta Piazza Europa, il degrado non risparmia il salotto buono appunto della città, l'affaccio al mare è diventata una discarica. Sentiamo Tonino De Mana. Inciviltà, incuria, indifferenza e perché no imbarazzo. A Catania, piazza non fa rima con luogo di svago e di ritrovo, ma di abbandono e di approssimazione. Mentre si annuncia in pompa magna la realizzazione di nuove aree attrezzate a verde, quelle presenti, anche di recente inaugurazione, sono nell'oblio. Piazza Europa è l'esempio lampante. Guardate le condizioni delle panchine smart con ricarica wireless per lo smartphone. Nessuno le utilizza e a giudicare dalle immagini chi può siede altrove. In pratica tutti evitano la tecnologica e sporca panchina. A pochi metri cumuli di coriandoli, eppure il carnevale è passato da quasi 2 mesi. Il problema è la sera, quando si radunano i ragazzi un po'... Abbiamo visto troppe bottiglie di vetro rotte. Sì, anche io le vedo. Infatti devo stare sempre attento col cane che passeggia di qua. Ora c'è una porcheria, una schifezza. Non va meglio in piazza Sciascia, dove rifiuti e vetri sono ovunque, con alcuni contenitori dimenticati persino da chi dovrebbe occuparsi di svuotarli. Quello che vedete è in queste condizioni da oltre 10 giorni. Immancabile l'azione dei vandali, con plafoniere ed arredi distrutti. Da coprirsi il volto e gli occhi, la prosecuzione di piazza Sciascia con il parquet distrutto, mattonelle staccate e vetri in frantumi. L'affaccio a mare è un pugno dritto nello stomaco per chi crede ancora nella bellezza. E siamo al solarium, o meglio, al solarium che non si farà. In questo spiazzo, la scorsa estate, migliaia di catanesi e turisti godevano della brezza marina. Quest'anno non sarà così e l'area è già trasformata in una discarica a cielo aperto. Una transenna del comune di Catania viene utilizzata come scaletta. Giunti sul basolato occorre fare attenzione ai vetri rotti e ai chiodi arrugginiti. Prima di sporgersi per guardare il mare vi consigliamo di tenere gli occhi bassi, ma neanche troppo, visto che tra gli scogli si scorge persino uno scarico fognario. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor. Vi aspettiamo appunto sulla nostra rete alle 14:30 con un ampio spazio dedicato ai vostri messaggi. Ci trasferiamo a Palermo questa mattina davanti alla sede dell'AMAP, il sit-in di 3 rioni assetati, che le persone denunciano poca acqua pure torbida. Sentiamo Marco Gullà. Da mesi senza acqua sono i residenti dei quartieri di Tommaso Natale, Cardillo e Marinella di Palermo. Manifestano davanti la sede dell'AMAP, protestano per l'assenza prolungata dell'acqua, anche nei giorni in cui dovrebbe essere regolarmente erogata. Da settimane, in molte case e negozi, i rubinetti restano asciutti. Pressione dell'acqua bassa e turni che saltano e i risultati non possono che essere questi. L'acqua che non abbiamo da mesi. Non è vero che manca solo il mercoledì come
avevano scritto loro per il razionamento, ma manca tutti i giorni. Sferacavallo c'è l'acqua tutti i giorni, da noi acqua non ne arriva. Io ho amici di Sferacavallo, noi abbiamo l'acqua, da noi acqua non ne arriva, è impossibile fare questa cosa. Non possiamo andare avanti senza acqua. C'è chi denuncia l'abbandono delle periferie. Può fare la doccia perché acqua non ce n'è a Tommaso Natale, però le tasse li paghiamo come li paga la Palermo Bene. E come mai acqua non ce n'è a Tommaso Natale? Secondo l'amministratore unico dell'AMAP Giovanni Ciortino, la crisi dipenderebbe dal basso livello degli invasi. Come faccio? Accendo il motorino, io abito addirittura a Pianterreno, però già a Pianterreno arriva proprio un filo, neanche un filo di capello, no, è assurdo. Acqua! E il tempo delle chiacchiere è finito, ora ci vuole l'acqua! Questa situazione è da più di 2 mesi che c'è questa situazione a Tommaso Natale, per cui diciamo che le famiglie che non hanno la possibilità di avere i recipienti, di avere i motorini per tirare e aumentare la pressione in modo da arrivare a casa hanno delle grosse difficoltà. A volte andiamo dal parrucchiere a farci lo shampoo, perché ovviamente lo shampoo si deve fare. Breve pausa, poi ci occuperemo delle frecce tricolori che saranno a sfrecciare sul nostro cielo il 4 di maggio. Domenica 4 maggio con il Catania Air Show il cielo della città si colorerà con le scie delle frecce tricolori. L'evento è stato presentato a Palazzo degli Elefanti oggi. Simona Mazzona. Il cielo di Catania pronto a colorarsi con l'esibizione delle frecce tricolori grazie all'evento di Aereo Club e Aeronautica Militare. Appuntamento domenica 4 maggio con il Catania Air Show, nasi all'insù in piazza Franco Battiato, più conosciuta dai catanesi come piazza Nettuno. L'evento è stato presentato a Palazzo degli Elefanti. Unire i tanti catanesi sotto quella bandiera tricolore che assieme a quello rosso-azzurra rende ciascuno di noi orgoglioso e fiero della propria identità, della propria provenienza. Diventa uno spettacolo di straordinario impatto, di straordinaria efficacia e devo pubblicamente ringraziare l'ingegnere Simone Massaro che l'ha fortemente voluto e finanziato. Il Catania Air Show avvia il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche del 2025 e proprio sul capoluogo etneo sono previste per la prima volta esibizioni aeree senza precedenti a circa 200 metri dalla scogliera. Io credo che sia importante per il cittadino vedere qual è l'eccellenza che le proprie forze armate, in particolare in questo caso l'aeronautica, riescono ad esprimere. È un momento importante anche per noi per poter comunicare, far vedere la professionalità, le competenze che anche in queste manifestazioni, come ben potete immaginare, devono essere. Teatro Stabile di Catania, Vincenzo Pirrotta porta in scena Terra Matta, autobiografia di Vincenzo Rabito, contadino siciliano analfabeta che ha lasciato un'appassionata testimonianza della storia del Novecento. Eva Spampinato. Una notte arrezzai l'ingegno e scappai. È una lingua che non c'è più quella che mette in scena Vincenzo Pirrotta, un misto di parole inesistenti, neologismi ricchi di figure retoriche utili a rendere emozione e sentimenti di una molto desprezzata e male trattata vita, quella di Vincenzo Rabito, contadino siciliano analfabeta che ha lasciato un'appassionata testimonianza della storia del Novecento italiano attraverso emozionanti e suggestive pagine dattiloscritte pubblicate nel libro Terra Matta, che è diventato anche uno spettacolo teatrale in scena allo Stabile. Cerco di mettere in scena il grottesco che c'è in Vincenzo Rabito, perché lui affrontava la vita con grande filosofia, non si abbatteva mai, la sua vita è stata una vita picaresca. Ci piaceva fare propaganda politica, Giovanni aveva la testa fuori, non ci voleva arrestare. Classe 1899, Rabito visse gran parte della sua vita in condizioni drammatiche. Fin dall'infanzia si dedicò al faticoso lavoro dei campi per mantenere 6 fratelli e la madre vedova, passando poi per le trincee della Prima Guerra Mondiale, della Seconda, fino alla fame atavica del sud contadino e poi all'improvviso benessere del boom economico. Il senso di mettere in scena Terra Matta oggi sta proprio anche in questa scelta di far conoscere alle giovani generazioni quello che hanno passato i nostri padri e i nostri nonni. Una
Una breve pausa, poi il calcio con il Catania sabato in trasferta contro la Cavese e con l'obiettivo di mantenere il quinto posto. Eccoci al calcio. In vista della trasferta di sabato a Cava dei Tirreni, il nodo più complicato per l'allenatore del Catania, Mimmo Toscano, è quello di dover trovare il sostituto dello squalificato Di Tacchio. In pole c'è Quaini. Francesco Triolo. L'obiettivo è centrare la miglior posizione possibile in chiave play-off e nel frattempo recuperare più uomini possibili. 2 partite a disposizione per il Catania che già da sabato contro la Cavese, in una trasferta niente affatto semplice, dovrà cercare bottino pieno per difendere il quinto posto in classifica e magari avvicinarsi al Crotone. Una partita non banale quindi, che potrete vedere in diretta su Telecodor in una delle tante esclusive che la nostra emittente ha offerto in questa stagione. Per la gara del Simonetta Lamberti però Toscano non potrà contare su Francesco Di Tacchio, un'assenza messa in conto dopo l'ammonizione contro l'Avellino che ha fatto scattare la squalifica. In mediana Toscano dovrà quindi cambiare qualcosa. I candidati a rilevare Di Tacchio sono Quaini, che è in diffida, e Frisenna, ma anche Sturaro. Quaini è l'uomo che ha fatto bene nelle ultime partite, quindi sembra essere lui in vantaggio nelle gerarchie per affiancare De Rose. Anche se resteranno indisponibili Beters, Guglielmotti e Luperini, Toscano però pian piano sta recuperando un po' tutti gli uomini, soprattutto in attacco, dove sono ormai tornati in gruppo sia Inglese che Dalmonte, dove De Paoli e Montalto si giocano una maglia da titolare, dove Stoppa, Jimenez e Lunetta hanno dimostrato di poter essere importanti. Queste saranno le settimane in cui dovranno comunque crescere tutti, fisicamente e mentalmente, per affrontare i playoff con il piglio di chi, a prescindere dalla posizione in classifica e dagli alti e bassi del campionato, sa bene di avere tutte le carte in regola per giocarsi i playoff sino all'ultimo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.